Buonasera e benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. I primi risultati dell'autopsia sull'uomo sbranato dai cani a Bagheria confermano che avrebbe provato a difendersi dall'assalto degli animali. Botte e continue richieste di soldi dietro la morte di una donna a Marsala. Per disperazione aveva anche provato a togliersi la vita. Con l'accusa di omicidio preterintenzionale è finito in carcere il figlio. Il Papa mi vuole incontrare, lo rivela Antonio Messina, vittima degli abusi di un sacerdote di Piazza Armerina. Il viaggio è rinviato per le condizioni di salute del pontefice. Non hanno fornito dettagli per i sindacati dal tavolo in Confindustria, nessuna soluzione dal faccia a faccia con i vertici della AST che hanno confermato 2 settimane di cassa integrazione. Dopo la chiusura del Castellursino, il sindaco di Catania Trantino rivede la pedonalizzazione di Piazza Federico di Svevia, soddisfatti i commercianti. Il Times dedica un articolo alle meraviglie della Sicilia e incorona Siracusa la più bella. Il sindaco dice è uno stimolo a fare sempre meglio. Calcio, il Catania prova a recuperare Montalto, stop di Gennaro e Lunetta, ma Toscano contro l'Altamura è intenzionato a confermare l'11 che ha giocato le ultime partite. In casa a Messina si vivono giorni decisivi per il futuro. L'autopsia ha rilevato ferite importanti agli arti dell'anziano sbranato dai cani a Bagheria. Al momento l'ipotesi più concreta è che l'uomo sia morto in seguito all'aggressione dei 3 animali. Marco Gullà. Segni di difesa sulle braccia, morsi compatibili con quelli dei cani, manca un piede, forse strappato via. Sono i primi risultati dell'autopsia eseguita sul corpo di Salvatore Maggiore, l'uomo di 84 anni morto lunedì scorso in campagna a Bagheria, presumibilmente aggredito da 3 cani corso. Il corpo presenta lesioni molto importanti alle gambe e alle braccia. Il solo esame non ha chiarito se l'uomo sia morto prima che i cani l'aggredissero o la causa della morte sia dovuta all'aggressione degli animali e alle ferite riportate. Per stabilire cosa sia successo bisogna attendere gli esami agli organi vitali, quelli istologici e al DNA che sarà eseguito sugli animali, ma l'ipotesi più concreta è che comunque Salvatore sia stato aggredito dai 3 molossi. A ritrovare il corpo dilaniato per terra è stata la figlia. C'è un rispetto, c'è un dolore, c'è una tragedia immane che io ho vissuto insieme a mio padre con mio fratello, quindi vi chiedo rispetto per degli nipoti che stanno ancora arrivando. Quando siamo arrivati è stato come finire dentro l'inferno, ha aggiunto la figlia dell'uomo. Ci siamo chinati abbracciando quel che restava di papà e nello stesso tempo i cani ce li siamo ritrovati addosso. Abbiamo cominciato a lanciare pietre, a gridare, a difenderci come meglio potevamo. Il vicino è proprietario dei 3 cani, è indagato per omicidio colposo. Gli animali sono stati portati in un canile a Sambuca di Sicilia, nell'Agrigentino. Botte, maltrattamenti e continue richieste di denaro. E questo è lo scenario dietro la morte di una donna di 84 anni a Marsala, in carcere con l'accusa di omicidio preterintenzionale. È finito il figlio. Laura Spanò. Per gli inquirenti che stanno indagando, a causare la morte di Anna Peralta, 84 anni, di Marsala, sarebbe stato il figlio Girolamo Peraino, 51 anni, da ieri in carcere con l'accusa di omicidio preterintenzionale. La signora Peralta, disperata e incapace di sopportare le continue violenze e soprusi subiti da tempo dal figlio disoccupato e tossicodipendente, sempre alla ricerca di soldi per comprare la droga, nei giorni scorsi aveva infatti tentato di togliersi la vita ingerendo decine di pillole, tanto da finire in ospedale. La donna, dopo 3 giorni di ricovero nel reparto di rianimazione dell'ospedale Paolo Borsellino di Contrada Cardilla, è morta per un avvelenamento da farmaci, ma in realtà dietro c'è una tristissima storia di maltrattamenti in famiglia. È stato infatti accertato che la signora Peralta sarebbe morta in seguito alle gravi lesioni riportate a seguito delle percosse subite dal figlio nei giorni antecedenti il ricovero. Dagli accertamenti medici è emersa infatti la presenza di un'emorragia interna provocata da lesione alla milza, ma
Madre e figlio vivevano insieme in una casa di via Guglielmo Oberdan alla periferia di Marsala. Dopo aver interrogato Girolamo Peraino per tutto il giorno, ieri i carabinieri, coordinati da Fernando Asaro, procuratore di Marsala, e da 2 sostituti, hanno ipotizzato che il 51enne abbia picchiato l'anziana madre nei giorni precedenti il ricovero, provocando le ferite che hanno poi causato la morte. Si tratta dell'ennesimo caso di maltrattamenti e violenza domestica dove vittima e carnefice purtroppo convivono sotto lo stesso tetto, un reato che in provincia di Trapani è in forte crescita. Le indagini dei carabinieri di Marsala continuano, si dovrà anche capire se la donna aveva mai denunciato quello che stava subendo da tempo in famiglia. A Priolo Gargallo, nel siracusano, l'incubo in famiglia era invece per una donna vessata dal compagno che è arrivato anche a bruciarle l'auto. Francesco Aloi. Le incendia l'auto dopo aver visto un post sui social che secondo lui significava l'inizio di una nuova relazione per la sua ex convivente. Ma questo è solo il culmine di una lunga scia di violenze che un 40enne di Priolo Gargallo nel siracusano ha fatto vivere alla sua compagna. Dal 2018 per 7 anni avevano deciso di vivere sotto lo stesso tetto, ma per la donna era diventato un incubo. Insulti, minacce di morte, scenate di gelosia e addirittura aggressioni fisiche. Così, quando la donna aveva deciso di interrompere la convivenza, ecco l'inizio dello stalking. La seguiva ovunque, tentava approcci in ogni modo, fino ad incendiarle l'auto qualche settimana fa. L'appello delle forze dell'ordine è sempre lo stesso: denunciare. Ricordiamo sempre l'importanza di denunciare tempestivamente qualsiasi forma di violenza o molestia consumata tra le mura domestiche o comunque nell'ambito di una relazione affettiva attuale o conclusa, al fine di consentire alle forze dell'ordine di intervenire celermente, mettere in sicurezza la vittima e assicurare l'autore alla giustizia. Intanto l'uomo deve rispondere di maltrattamenti in famiglia, atti persecutori e danneggiamento seguito da incendio, e ai domiciliari con un braccialetto elettronico alla caviglia, costretto a restare chiuso in casa. Il Papa ha chiesto di incontrare Antonio Messina, l'archeologo che ha denunciato e fatto condannare per abusi sessuali un sacerdote, Giuseppe Rugolo. Il colloquio è stato rinviato per le condizioni del pontefice. Sentiamo GR Italia. Un momento atteso da tanto tempo. Antonio Messina ha ricevuto una convocazione da Papa Francesco, un invito che arriva in un momento delicato per la salute del Santo Padre e proprio mentre la Santa Sede monitora la diocesi di Piazza Armerina dopo la condanna di Rugolo e il rinvio a giudizio per falsa testimonianza del vescovo del suo vicario giudiziale. Adesso il giovane archeologo che denunciò gli abusi subiti da Don Rugolo, oggi condannato in primo grado a 4 anni e mezzo, si augura che il Papa superi questo momento difficile, perché incontrarlo sarebbe un segnale importantissimo non solo per lui ma per tutte le vittime di abusi da parte del clero. È stata una grande emozione, mista incredulità, aver ricevuto la richiesta da parte del Santo Padre di essere ricevuto in udienza privata. Credo che sia un segnale importante nella richiesta di verità e di giustizia che perseguo da anni, ma non solo per me ma per quanti hanno subito violenze da parte del clero. Prego che il Papa stia meglio e possa finalmente incontrarmi, dice Antonio, che per anni ha scritto al pontefice senza mai ricevere risposta. Adesso la convocazione rappresenta una speranza di cambiamento rispetto a un contrasto evidente. Mentre il Vaticano si muove, la diocesi di Piazza Armerina rimane in silenzio. Diventa un segnale importante anche alla luce di quelli che sono invece al contrario i comportamenti che vengono assunti nei miei riguardi da parte della diocesi di Piazza Armerina e del suo vescovo, che oggi è rinviato a giudizio per falsa testimonianza. L'incontro con il Papa potrebbe rappresentare una svolta, un segnale di vicinanza alle vittime e una presa di responsabilità della Chiesa. Dopo l'annuncio della cassa integrazione per 2 settimane per 2.500 dipendenti della ST, oggi l'incontro tra i vertici dell'azienda e i sindacati. Ci dice tutto Giusy Lazzara. Si sono seduti a un tavolo, il primo nella sede di Confindustria di Catania, vertici di ST, Microelectronics e i sindacati. Un faccia a faccia lungo sul futuro, gli investimenti del colosso dell'high-tech italo-francese che ha annunciato la cassa integrazione per 2 settimane per 2.500 dipendenti. Saremmo voluti entrare maggiormente nel merito per conoscere rispetto ai numeri e ai tempi che hanno dato, per capire se ci potesse essere la possibilità di diminuire il numero dei lavoratori e lavoratrici coinvolti
e anche sulle tempistiche, perché sappiamo che sono 2 tranche di cassa integrazione, una a fine marzo e una a fine aprile, complessivamente 18 giorni. L'azienda non ha dato alcun dettaglio rispetto a questo, probabilmente si riserverà di rispondere in una riunione successiva. Altro nodo, il piano industriale, più volte chiesto dai sindacati per capire quale sarà il futuro occupazionale dei 5.000 dipendenti del sito di Catania. In questo momento è come se noi all'interno di uno stabilimento avessimo 2 stabilimenti, uno che gode di finanziamenti dove l'azienda conferma questi incentivi e conferma appunto il proseguimento diciamo anche delle opere di realizzazione, e una parte, come dicevo, invece la parte diciamo del main site, la parte quella storica, che sembra appunto subire una grandissima frenata. Siccome tra il piano, tra i progetti del nuovo stabilimento c'era anche quello di fare anche delle assunzioni, quindi incremento di sviluppo, incremento occupazionale. L'azienda dal canto suo ha ribadito l'investimento da 5 miliardi di dollari per il VSIC, la tecnologia avanzata in silicio di carbonio per le auto elettriche, che non ci sarà una riduzione del 6% della forza lavoro in tutti gli stabilimenti. Stamattina il presidente della regione Schifani, durante un incontro con i vertici di Confindustria Siciliana, ha chiesto al governo nazionale di aprire un tavolo di confronto per studiare una visione complessiva in grado di affrontare le criticità del petrolchimico di Siracusa. Il polo industriale di Priolo occupa 10.000 lavoratori che arrivano a 40.000 con l'indotto e le cui aziende stanno vivendo una fase difficile legata al processo di decarbonizzazione. Torniamo a Catania, dove il sindaco Trantino ha accolto in parte le richieste dei ristoratori che erano contrari alla pedonalizzazione di piazza Federico II di Svevia. Tonino De Mano. Il clima alla vigilia era teso con i ristoratori di piazza Federico II di Svevia, che più volte avevano sollecitato un incontro con il sindaco Trantino, incontro che alla fine c'è stato rigorosamente a porte chiuse. Dopo un confronto durato poco più di un'ora è arrivato un primo segnale di apertura, ovvero l'apertura al traffico veicolare dalle 19 all'1 di notte fino al 20 maggio, fine settimana esclusi. È già un segnale per i ristoratori la momentanea riapertura della ZTL con questi orari flessibili da lunedì a venerdì. Però ci vorrebbe qualcosa ancora di più concreto per poter fronteggiare la prolungata chiusura della zona del castello. Finalmente, dopo lunghe battaglie, oggi siamo stati ascoltati e abbiamo ottenuto di avere una soluzione fino al 20 di maggio, dopo si vedrà. Una soluzione che certo non fa fare salti di gioia ai ristoratori, ma almeno consentirà loro di proseguire nella loro attività, tenendo presente che Castellossino sarà chiuso per 2 anni per lavori. È una soluzione temporanea e che ci soddisfa, ma chiediamo all'amministrazione una programmazione seria per la stagione estiva che verrà. Intanto è in fase di realizzazione la pista di ghiaccio che dovrebbe servire a rianimare l'area di piazza Federico II di Svevia. Fognatura a cielo aperto sul lungomare di Catania. Dopo il nostro servizio arrivano le prime risposte. Non si è fatta attendere la risposta dell'amministrazione comunale di Catania e di Sidra in merito alla fognatura a cielo aperto sul viale Ruggero di Lauria. Uno scempio denunciato da un nostro servizio TG con i liquami che attraversano il marciapiede finendo dritto in un tombino all'altezza di una fermata dell'autobus. Il primo ad indignarsi era stato proprio il sindaco Trantino che durante il focus mandato in onda su Telecolor aveva annunciato interventi immediati manifestando anche dispiacere per l'accaduto. Non dico quello che penso. Assolutamente no. Comunque volevo dire, Sindaco, che i servizi di Tonino De Mano pregevoli li discutiamo in riunione, quindi ci assumiamo noi la responsabilità. Direttore, non dico quello che penso nella riferita al servizio, ma ai nostri ritardi su questo discorso dello scarico. Sidra, probabilmente sollecitata dallo stesso primo cittadino, ha inviato una diffida intimando un intervento immediato di manutenzione dell'impianto di scarico condominiale per la fuoriuscita di liquami sulla sede stradale. Destinatari del provvedimento i condomini tra le vie De Gasperi, Guerrera ed Aldebaran. Alla luce dei problemi di natura igienico-sanitaria, oltre che di sicurezza per circolazione veicolare e pedonale, si legge, si diffidano nuovamente i condomini ad intervenire con estrema urgenza e non oltre 7 giorni per la risoluzione del problema. La speranza, aggiungiamo noi, è che sia la volta buona per liberare il lungomare da questo scempio.
Mentre Salvini conferma l'apertura dei cantieri per il ponte sullo Stretto, il fronte del no arriva al Parlamento europeo. Il ministro Matteo Salvini annuncia l'avvio dei cantieri per la realizzazione del ponte sullo Stretto per la primavera, dopo che il governo avrà presentato in Consiglio dei Ministri i documenti necessari da inviare a Bruxelles per poi ottenere l'approvazione del progetto definitivo dal CIPES. Ma intanto proprio a Bruxelles arriva il no al ponte con un evento promosso da Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi Sinistra, che si sono rivolti alla Commissione europea per capire, conoscere se sia un'opera che rispetti le norme europee. Ci sono tantissime opere che in questo momento sono prioritarie per i territori e per il Paese, a partire da 2 regioni che hanno uno stress idrico incredibile e la totale assenza di infrastrutture. PD, 5 Stelle e Verdi hanno sottolineato alla Commissione la mancanza di studi tecnici su rischi sismici, erosione costiera ed interferenze con le aree nature, di dubbi sulla sostenibilità economica del progetto. I rischi che in quello stretto esistono in termini sismici, in termini ambientali, verrebbero anch'essi messi in discussione, alla luce poi di un ponte che oggi non ha l'esigenza in termini di traffico merci che poteva avere 50 anni fa. Ma questo progetto ha in sé, diciamo, un frutto avvelenato formidabile. Disegnano i disegni di progetto una faglia definita certa, attiva e capace a 20-30 metri di distanza dalle fondamenta del pilone lato Calabria. Ci fermiamo, c'è una pausa, restate con noi perché subito dopo andremo a vedere un'immagine in 3D dell'eruzione in corso sull'Etna. Allora, adesso vi mostriamo l'immagine in 3D dell'eruzione in corso sull'Etna, ma intanto, nonostante i divieti, prosegue l'assalto dei turisti. Emanuela Corsi. Una colata lavica di oltre 4 chilometri che dalla base della Bocca Nuova, a quota 3050 metri, si espande lungo il versante sud-occidentale dell'Etna fino a 1850 metri nel territorio di Adrano. È l'immagine in 3D dell'eruzione del vulcano catturata alle 9:40 del 17 febbraio utilizzando i dati satellitari del programma europeo Copernicus Sentinel-2 incrociati con Google Maps e i dati del sistema informativo territoriale della Protezione Civile. La colata lavica si è allargata, diramandosi in diverse direzioni, come vediamo in queste immagini, ma l'intensità si è indebolita. Secondo i dati dell'INGV, i valori del tremore vulcanico dell'Etna sono scesi su livelli medio-bassi, ma l'Etna continua ad essere un sorvegliato speciale. Il Dipartimento regionale di Protezione Civile è costantemente impegnato a monitorare, in coordinamento con i sindaci dei comuni interessati, l'INGV di Catania e il Corpo Forestale, gli effetti sull'incolumità della popolazione dovuti all'evoluzione dell'attività eruttiva iniziata lo scorso 8 febbraio per valutare possibili impatti non imminenti sulle aree abitate. Il capo del Dipartimento Cocina invita la popolazione a seguire le indicazioni ufficiali e a rispettare le ordinanze comunali che avvertono di mantenere una distanza di sicurezza dalla colata di 300-500 metri. Nonostante i divieti e le ordinanze, però, il fenomeno sta generando un crescente interesse per migliaia di escursionisti, turisti e fotografi alla ricerca di un selfie con la lava, creando un intenso traffico veicolare, in particolare nei pressi di Piano Vetore e del rifugio Galvarina, punto di accesso più vicino alle colate. A causa di questo grande afflusso di curiosi, ogni notte sono molteplici gli interventi di soccorso per gruppi di persone disperse o gravemente infortunate, conferma il maresciallo Paolo Bernardini del Soccorso Alpino di Nicolosi, che annuncia: denunceremo le persone soccorse e tutti quelli che non rispettano le ordinanze. L'Etna è una delle tante meraviglie della Sicilia, ma per il Times, il quotidiano britannico, Siracusa è la città più bella dell'isola. Francesco Aloi. Siracusa, città più bella della Sicilia. A decretarlo è il Times. Lo storico quotidiano britannico infatti ha dedicato un articolo firmato Charles Spring proprio a quello che di bello offre la città. E così, oltre alle parole, non potevano mancare immagini come queste. Una vetrina molto importante, l'ennesima conferma che la città piace. E questo determinerà sicuramente una grande attrazione degli inglesi per venire a Siracusa.
La storia della città con i passaggi delle diverse dominazioni, Ortigia, il Parco della Neapolis, il Santuario della Madonna delle Lacrime e il seppellimento di Santa Lucia, firmato Caravaggio. È tutto quello su cui ruota l'articolo, non dimenticando uno dei punti di forza di Siracusa, la cucina. I turisti ci chiedono sempre la cassata siciliana, il cannolo di ricotta e l'arancino, che sono i nostri piatti forti. Negli ultimi anni, come scrive il Times, stanno aprendo tante nuove attività, tra ristoranti e alberghi, ma come confermano i numeri è in crescita anche il turismo. E se tutto sembra andare per il verso giusto, non deve mancare lo stimolo per fare ancora meglio. Un riconoscimento dal Times non capita tutti i giorni, tanto più che io dico sempre che dovremmo imparare a guardarci con gli occhi di chi ci guarda dall'esterno, perché questo possa diventare uno stimolo a fare sempre di più e sempre meglio. E poi, come non notare questa frase? La Sicilia è l'Italia che hai sempre sognato. Ci fermiamo, c'è ancora una pausa e poi torniamo con la pagina sportiva. Mentre il Catania prepara la formazione contro l'Altamura, a Messina si vivono giornate decisive. A tra poco. Ed eccoci alla pagina sportiva. Il Catania in vista di Altamura deve fare i conti e cercare la formazione migliore. Sentiamo Marco Carli. Prima del brutto pareggio con la Casertana e reduce dalla vittoria di Monopoli, Toscano aveva parlato della possibilità entro qualche settimana di ritrovare un gruppo al completo che, parole sue, chiudesse il periodo di emergenza. Stiamo parlando dei recuperi a livello fisico, piaga comunque importante del Catania di questa stagione. Primi test in gruppo ed esercizi specifici per Montalto, Stoppa e Di Gennaro. Lunetta prossimo al rientro. A riposo Anastasio, gli accertamenti diagnostici hanno evidenziato una lesione muscolare. All'adduttore significa circa 2 settimane. Dunque, a parte la complicazione, Anastasio ribadito quello che diceva il tecnico. Ancora non finita l'emergenza, ma ritorni importanti. Montalto, Stoppa e Di Gennaro non possono essere ancora pronti. Le alternative più evidenti restano Quaini per la difesa e Frisen a centrocampo. Poi servirà sicuramente un Jimenez che riesca a dare manforte dietro le punte, quello che non è successo con la Casertana, dove l'ex Atalanta Under 23 è rimasto sempre sulla stessa linea, con Di Tacchio e De Rose in un 3-5-2 piuttosto rigido. In attacco tutto passa sempre da Inglese, elemento di altra categoria, vero colpo del mercato estivo catanese, ma soprattutto sempre alla ricerca del gol. In qualsiasi modo è successo anche con la Casertana, in cui è stato veramente l'unico a rendersi pericoloso. Anche nel secondo tempo asfittico che ha fatto arrabbiare tutti, lui si è salvato, sarà protagonista, c'è da giurarci, anche ad Altamura. Lunedì il derby contro il Trapani, ma a Messina situazione difficile sul fronte societario. Francesco Triolo. Oggi è il giorno della verità per il Messina Calcio, il giorno, meglio sarebbe, quello in cui AAD Invest, secondo l'atto sottoscritto all'inizio di gennaio davanti al notaio Silverio Magno, dovrà versare a Pietro Sciotto la prima rata prevista per l'acquisto dell'80% delle quote, 1.250.000 euro. Ma secondo quanto trapela, dopo aver mancato il pagamento degli oneri contributivi e fiscali, difficilmente questa scadenza dovrebbe essere rispettata, prendo di fatto, oltre alla penalizzazione già scontata, una fase di incertezza sul futuro stesso del club. In caso di mancato pagamento, Sciotto potrebbe, secondo quanto scritto nel contratto, chiedere di tornare in possesso delle quote e a quel punto potrebbe cederle a qualcun altro. Sullo sfondo ci sarebbe una cordata di imprenditori locali e non pronti a subentrare in tempi brevi. Passa in secondo piano il derby col Trapani lunedì, quindi anche se la squadra che ha preso una posizione piuttosto netta sta lavorando in quella prospettiva. Anche i tifosi organizzati con una nota si sono schierati al fianco dei giocatori, evidenziando quello che viene definito totale disprezzo nei confronti dell'attuale società. Presa di posizione dura anche dell'amministrazione comunale, sinora sempre in silenzio. In una nota si rileva l'assenza totale di una comunicazione chiara e trasparente e come sia a rischio il patrimonio storico e simbolico della maglia e della città. Il sindaco ha dichiarato la propria disponibilità ad avviare tutte le interlocuzioni necessarie per un confronto finalizzato a creare le condizioni per ripristinare quel clima di serenità necessario non solo all'interno della squadra ma anche tra la tifoseria e la comunità. Ma il tempo stringe, la classifica è pesante e all'orizzonte oggi si vede solo il baratro. È tutto per questa edizione, grazie per averci seguito, vi auguro una buona serata.